Amici e amiche, si riparte con il nostro amato futsal. In quel del Palafranchetti Mestre Fenice, neopromossa, ospita il Cosmos 9 per la prima giornata di campionato di C1 della Regione Veneto. Fischio d'inizio, si comincia. Al via la squadra di casa in conduzione. Cerca la verticalizzazione sul pivot, poi c'è lo scarico. Cercato e trovato Medina e poi in caduta non trova una conclusione felice. Nemmeno potente, ma c'è subito la ripartenza con la conclusione del numero 10 Franzoi. Riceve palla Okda sulla sinistra, si accenta, pressato da Franzoi, cerca il compagno, si chiude la triangolazione e poi va al tiro Okda, ma Franzoi per Tavella. Tavella va a puntare, si accentra, fa partire il tiro, non trattiene palla, messa giù, chiama palla Petteno, invece messa in mezzo, deviazione, altro corner, libero. Anche Bresolin cercato la scucchiaiata, fa partire il destro che termina Bergamo sulla sinistra. Bergamo si accentra per aprire il pallone, riparte il Cosmos. Alessio di tacco per Berto. Va dietro il contrasto tra Okda e Pistoresi, riceve palla Petteno, non controlla al meglio, sempre Petteno. Elude anche l'intervento di Okda, ci prova. In attesa il Cosmos 9. Anche Bresolin a difesa nell'avversario nell'1 contro 1, che poi dopo una serie di finte va alla conclusione. Bravo Cosmos 9 che va in pressing, si libera un corridoio, servito Puleo, alto Franzoi, c'è il tocco, lo schema, era una bella idea, la palla in mezzo, Okda dietro per Bresolin che gli chiama l'1-2, servito Bresolin comodamente. Va subito lungo a cercare Bergamo, ne è uscito anche il portiere e tenta il pallonetto che esce a lato. Cercato il pivot, bravo nella lettura Okda che riparte palla al piede da solo. Okda di fronte al portiere, Okda tenta un mezzo pallonetto. Bresolin conduce, allarga tutto, Bresolin in percussione di fronte al portiere, si sblocca la sfida al Palafranchetti, è il Cosmos 9 a passare avanti con l'1-0, la firma di Andrea Bresolin. La rimessa arriva alla conclusione, trova l'1-1 la squadra di casa con Federico Franzoi, il capitano in maglia 10. Allarga per Boateng. Vuole l'1-2, ottimo intervento in scivolata. Subito lo scarico dietro per Boateng, la deviazione sulla battuta. Bello il taglio di Medina, la palla torna a Bresolin, il tiro palo, poi fuori per Okda, ci prova lui. Puleo va l'1 contro 1, salta l'avversario, Puleo torna indietro, contrasto, Puleo mantiene il controllo, fa partire un destro che il corner messo fuori. Capitano fa partire il mancino, il gol del 2-1 del numero 10, ancora una volta Franzoi. La carambola, arriva Medina, Medina una finta passa tra due, poi va la conclusione, Amin Ukda trova il 2-2, va all'1 contro 1, ancora il doppio passo, Guariento con la punta. La mette giù, la gioca veloce, Guariento, ne ha due su di lui, Guariento si accentra! Pistoresi, va in verticale, la sponda, l'inserimento di Franzoi! Di quanto è uscito questo pallone. Bresolin la larga, ancora l'autore dell'ultimo gol, si accentra, cerca di nuovo Bresolin, la palla rimbalza. Okda in conduzione, va da Medina. Scambiano i due, poi va a cercare Boateng che si divincola dell'avversario. Bresolin, Okda che va subito in profondità da Alessio, pressato, ma si gira, scende bene, palla Guariento, ultimi istanti, prova Guariento di punta e suona la sirena, tasto stop, finisce 2-2 il primo incontro nella sfida tra Mestre Fenice e Cosmos 9.